Buongiorno a tutti, ben ritrovati e ritrovate in un nuovo episodio di A Come Puntini Puntini. L'ospite di oggi è Fabrizio Selis. Fabrizio è un imprenditore nel settore delle tecnologie per la stampa, è anche un formatore nello stesso settore. Conosco Fabrizio da 30 anni perché è stato uno dei miei primi fornitori per le mie attività. E pur conoscendolo da tanto tempo non so molto della sua storia. Quindi buon ascolto, buona visione e sigla! Come Puntini Puntini, un podcast ideato e condotto da Francesco Congio. Buongiorno. Buongiorno. Ciao caro. Ciao. Come stai? Come stai? Bene. Devi metterti questo e spegnere il cellulare. Infatti ho fatto quello, vediamo. Ho tolto la suoneria. Ok. Come stai? Tutto bene. Si inizia Facciamo una presto. Bravo, si inizia presto. Si inizia presto. Bisogna fare così. Abbiamo tutta la giornata davanti a noi. Subito Esatto. Cintura. Vabbè, adesso ti fai un'oretta di relax, spero. Sappi che faccio rec stop, quindi non taglio, nel senso che cerchiamo di, se devi dire qualcosa, pensaci prima, a non dire cose sconvenienti, che non vuoi che si sappiano. Va bene. Ma ciccia, cioè me lo dai un po' di pallet. Niente, qua siamo pieni. Prendi quello che vuoi. Grazie. Prendi Allora, quello che vuoi. io ti ho presentato, ho fatto un incipit, lui sa che cosa si tratta, di cosa si tratta, perché oltre a essere ovviamente non ho fatto un'imboscata, ne ho fatto 20 di imboscate. Tu sei il 38esimo, però Bellissimo. solo che ho pensato forse non è il caso di fare imboscate, perché qualcuno ci è rimasto male, qualcuno non ha capito cosa fosse. E poi diciamo, le pubblicate. Ma diciamo che il fatto di non sapere cosa ti viene chiesto è la cosa più bella. Ma quello sì, quello non lo sai, perché io ti ho solo detto di entrare in macchina con me a fare una cosa. Non sai Infatti, e che quindi cosa ti chiederò. È bello, vediamo un po'. Infatti io ti ho presentato nell'incipit, ho detto che tu sei un imprenditore nelle tecnologie di stampa, Sì? anche formatore, e che ci conosciamo da 30 anni, lo sai. Davvero. E tu non te lo ricordi quando ci siamo conosciuti? Vediamo se sei fresco di neuroni. Ma guarda, Come ci siamo conosciuti? Diciamo la cosa più interessante è stata il fatto che quando tu ti sei avvicinato nel nostro mondo, no? Perché tu hai sempre lavorato dietro la telecamera, quindi Ma da prima. ancora da prima. Poi c'è stata la parentesi di Sardegna Ricerche. No, poi c'è stato... quello prima. Ancora prima. 30 anni. 30 Quanti anni avevi? Io ne ho 58, quindi Ok. 30 anni, avevo 28 anni. Ok. Non ti ricordo. Ma io mi ricordo, vabbè, il fatto del camper. No, prima. Ancora prima. Ancora prima. Ma molto prima. Ti dico l'anno? Dimmi. 30 anni, 1994. 1994. Che cosa succede? Cosa facevi nel 94? Così iniziamo anche a agganciarci alla tua storia. Io ho iniziato nel 1990. Perfetto. Ok, io ho iniziato nel 1990. Aspetta, però. Voglio sapere tutto, che sono cose che non so. Ho detto un'altra cosa, che io ti conosco da 30 anni e di te non so nulla. Cioè, so solo a livello professionale, perché sei stato mio fornitore, cioè sei arrivato 30 anni fa, non te lo dico perché, e poi dopo, perché in quell'occasione non sei stato mio fornitore, sei venuto a fare una consulenza. E poi dopo, nel 2001, 2, 3 più o meno, hai iniziato a essere mio fornitore. Ti ricordi la differenza? Comunque, quindi devi dire classe 1970... 68. 68. Io sono del 1968, 68. 24 gennaio. Quindi appena fatti, Sono Auguri, fresco dei auguri. 58 anni, grazie. 58. Ancora infatti ne dimostro 57. Bravo. Anche meno. Anche meno. Che cosa fai? Che scuola fai? Che percorso fai? Ma guarda, io un po' siamo stati professori delle medie, bravissimo in matematica, giocatore di dama, quindi da bambino divento campione sardo
Di dama. Di dama, favoloso, sì, però... E quindi la cosa più bella era il fatto che tutti i miei avversari, che avevano comunque una certa età, quando si sedevano quindi a sfidare me, Ma quanti anni avevi? Avevo 10 anni, 11 anni, 12 anni. E tu sfidavi Io sfidavo gli anziani? Gli anziani, perché Che comunque noi anche più giovani. sfidavano noi, quindi era bellissimo, perché poi Wow. giocavano col sorriso e si alzavano un po' con... Non diciamo cosa, l'incazzo. Con l'incazzo, infatti. E Di quindi... perdere con 10 anni, minchia. Con uno che ha 10 anni non mi viene. Infatti, e quindi per me erano belle grandi soddisfazioni. E come hai iniziato a giocare a dama? Con mio nonno, che lui amava la dama, era un grande campione lo stesso. Guardavo lui, guardavo gli altri, così mi ha appassionato il gioco Non della dama. scacchi, dama. Dama, io ho iniziato con la dama, poi gli scacchi sono ancora più belli, però la dama Ti sei approcciato agli scacchi? Mi sono approcciato, sì, però non con la stessa, ovviamente, capacità. Ci vuole molto più... Sì, è diverso? Molto, molto diverso. La dama è più... La dama, diciamo, tra virgolette, può immaginare 100 mosse, con gli scacchi non ci Migliaia, viene, appunto, non ci viene, quindi a me, io in quelle 100 ci arrivavo. Ok, ma è una questione di strategia molto. Sì, molta strategia. Soprattutto anticipare la mossa dell'avversario, quindi devi lavorare per portare il tuo avversario a fare quella mossa, dove tu su quella mossa ne hai già studiato altre 5 per poi arrivare alla vittoria, e quindi questo mi ha aiutato sicuramente in tutto quello che è stato il mio percorso. E infatti te lo volevo subito dire, aspetta, ma la dama oggi ti è ancora utile, questo concetto di strategia, sì, no? Io penso anche se non voglio che tu diventi, cioè di pensare che tu sia uno stratega anche nella vita, però ma guarda, lavoro magari se sì. strategia viene visto nel senso buono, e che significa strategia può essere il fatto di fare qualcosa per aiutare anche il prossimo, perché aiutando il prossimo poi tu hai dei benefici, e quindi strategia vista nel senso positivo, secondo me è la parola chiave nella vita, in modo tale che quello che ti succede comunque tu cerchi di essere pronto, di programmarlo, essere pronto, saperlo vivere, saperlo affrontare, e quindi strategia viene vista, io la vedo sotto questo aspetto. E quindi geometra mi hai detto? Quindi ragioniere, scusa. Ragioniere, quindi i miei genitori già si aspettavano il posto in banca. I tuoi genitori, che tuo padre è ancora presente in azienda, infatti, sempre lì. Sì. E tu il ragioniere era aiutare l'azienda. Perché c'era già di tuo padre? Mio padre aveva già la sua azienda, perché era nel settore, però non questa, era nel settore della carrozzeria, lui era nel settore della carrozzeria, un'azienda importante perché era il responsabile in Sardegna della Massmeyer, poi Ivi. Ah, ecco, non avevo mai capito, io avevo pensato che avesse iniziato lui. No. Quindi lui era nelle vernici, diciamo. Nelle vernici, settore carrozzeria, e poi in quel settore delle vernici c'erano gli inchiostri per serigrafia. Ecco qua, da lì è partito tutto. Quindi lui era un venditore di inchiostri. Lui sì, aveva il depositario, quindi il responsabile di queste grosse aziende. Nella linea dei prodotti aveva gli inchiostri per la serigrafia, e dice: cavolo, nel settore mio della carrozzeria devo combattere tutti i giorni con il prezzo, con la concorrenza, invece nel settore serigrafia arrivano, chiedono quanto costa, pagano e se ne vanno. E ho detto, magari sarebbe una cosa da curare, lui non aveva il tempo, e allora a noi... Cioè lui continuava ancora nel settore della carrozzeria, ma aveva aperta questa nicchia, ha detto: vuoi seguire tu? Diciamo che è avvenuto così. Sì. Quindi tu ti diplomi in ragioneria, però poi inizi subito a lavorare. Sì, mi sono iscritto all'università, ho dato qualche esame in economia e commercio, però poi come ho iniziato a lavorare ho abbandonato gli studi. Davo ancora qualche esame per il rinvio del militare. No? Si faceva così allora. Dopo qualche esame, ok, ho dato un esame, quindi posso rinviare ancora. E poi l'hai dovuto fare? Poi mi è arrivato come si chiama? Il foglio dove sono stato esonerato per sovrannumero, queste cose qua, quindi non ho mai fatto il militare. Non ho mai fatto il militare, e ho continuato sempre a lavorare. Poi mi sono accorto che il lavoro che mi era arrivato lo amavo, perché... Quando te ne sei accorto di questo? Ma me ne sono accorto perché ogni giorno era diverso, cioè ogni giorno
parlavo con persone che non conoscevo, ogni giorno acquisivo delle esperienze importanti, quindi entravo nel lavoro, nella vita di altri e gli altri entravano nella mia, e quindi questa è stata secondo me la cosa più bella, più interessante, perché poi io ero, tra virgolette, quando ho iniziato ero anche inesperto, quindi i miei consulenti erano i clienti. Ah, I clienti bella erano... lettura questa. No, molto bello, perché poi non dicevo io questo inchiostro che così è buono, è bellissimo, Come andavo dal cliente e dicevo l'inchiostro? lo proviamo insieme, mi dici com'è? Che bravo. E allora è stato molto bello, anche perché ho trovato prima diciamo che lo stampatore comunque era un po', tra virgolette, anche soprattutto nei paesi, era il dottore del paese, no? È quello che sapeva magari sapeva scrivere, sapeva leggere, sapeva comunicare, sapeva comporre una lettera, quindi era quello che aiutava le aziende a comunicare al meglio, però bisognava saperlo scrivere. Poi una volta che tu l'avevi scritto dovevi riportarlo o sulla carta o sul manifesto o sul... Ma parli di tipografia? La tipografia cioè, e lavoravate anche con le... Sì, io sono entrato, come ho iniziato a lavorare, ho iniziato nel settore tipografico. E quindi tuo padre dice ci sono anche questi inchiostri per serigrafia. Per chi non lo sa, la serigrafia è un mondo un po' diverso dalla tipografia, leggermente diverso. Sì, ha sempre gli inchiostri, diciamo che cambia un po' le tecnologie, sì, diciamo. Cambia il supporto dove stampi. Esatto, il Cambia il supporto dove stampi, però poi alla fine è sempre riportare un messaggio su un qualcosa per comunicare, per dare visibilità. Sì, ma dico, quindi, entrate subito nelle tipografie? Sì, allora il fatto è questo, mio padre aveva gli inchiostri e io, ovviamente lui avendo tantissima esperienza, voleva che io imparassi quello che aveva imparato lui in 20 anni, lo imparassi in una settimana. La pretesa è sempre i genitori un po' è sempre così, quindi mi trovavo in grande difficoltà, volevo fare comunque i miei errori. E allora devo fare qualcosa che lui non conosce niente, per staccartelo. Mi devo staccare, detto così non c'è il fatto di dover per ogni passo magari che dovevo percorrere un indirizzo, no? Un'indicazione. Okay. E allora sono entrato nel settore della tipografia, che lui non conosceva per niente. Ho fatto i corsi, quindi la formazione fondamentale, ho fatto i corsi in grosse aziende come l'AGFA, insomma aziende importanti. E quindi sono entrato nel mondo della tipografia, quindi ho conosciuto il professionista, quello che lavorava, come ti dicevo, col camice nero, quello che ormai l'offset era già partito, diciamo c'era la tipografia, no, c'era l'offset, ancora non esisteva. Come c'era proprio la tipografia, no. Io parlo del 90, come ti dicevo, nel 1990 era ancora composizione a mano dei caratteri in piombo. Sì, di caratteri immobili in piombo. E poi subito dopo è partito l'offset. Mm-hmm. È partito l'offset, quindi lastre in alluminio, sviluppi chimici, macchine della Heidelberg, Roland, quindi parliamo di grossi brand. Anche Roland inizia con le macchine tipografiche. Sì, però sono due aziende diverse. Nel settore offset è la Roland tedesca. Ma va. Sì, invece nel mondo della visual communication è Roland DG, che è giapponese. Mi ricordavo questa cosa. Quindi diciamo che ho fatto tutto il percorso completo. Poi ci sono anche Roland strumenti musicali. Poi, che è la stessa azienda, la Roland DG, no, è giapponese. Roland DG, che è giapponese, fa sia gli strumenti musicali che macchine di stampa inkjet di grande formato. Figata. No, favoloso. E quindi ovviamente un po' la scelta anche delle aziende leader del settore sono quelle cose che mi hanno Quindi tu permesso... dentro l'azienda hai portato tutte le tecnologie nuove, cioè sì. Tuo padre ti ha incanalato nella serigrafia, però sei tu che hai introdotto tipografia, stampa digitale, serigrafia che è cambiata negli anni, lo sappiamo bene, le tecnologie sono evolute. Sì, diciamo che c'è stata un'evoluzione. Tutte le innovazioni le hai portate tu in qualche modo? Sì. E lui come l'ha presa questo tuo... intraprendenza, diciamo? Ma diciamo che quando quell'astio che c'era magari iniziale, quel contrasto, quelle vedute, ovviamente anche il cambio generazionale e tutto, poi ha portato al dialogo. Perché poi alla fine due esperienze diverse, la mia ovviamente più vicina ai tempi che vivevo,
la sua, ovviamente dettata dal tempo, dall'esperienza che ha fatto col tempo, hanno trovato un punto di incontro. E quel punto di incontro significava non più devi fare questo, ma è come la vedi. Bellino. E il come la vedi è un approccio che cambia, che ti fa parlare e ti fa ascoltare. Ecco, questo quello che mancava prima era l'ascolto, il confronto, e quindi questa è stata secondo me quando è venuto dopo un po' di tempo il segreto. C'è avuto un po' di tempo, dico, no? Ci è voluto ovviamente più che tempo ci sono voluti i risultati, perché poi sono i risultati che ti permettono di creare di essere ascoltato, di essere ascoltato. Una volta che poi ti rendi conto che arrivano i risultati, nonostante tuo figlio agisca in maniera differente da come tu la vedi, però arrivano i risultati, allora lì dici ok, devo anche ascoltare, devo valutare, e quindi l'intelligenza che è di mio padre è stata quella dice ok, i risultati ci sono, forse anche io mi devo mettere in gioco. E questo è l'esempio classico che non si arriva mai, i tempi cambiano, ci si deve adeguare. E la cosa più interessante, come quella che faccio io oggi, è quella di usare quello che ho vissuto con i giovani che e qui entriamo in gioco la formazione. E qui entra in gioco la formazione. Ho detto che sei un formatore. Sì. Come vedi, come hai conciliato l'attività imprenditoriale pura con la formazione? O meglio, perché sei tu che la fai in prima persona. Ma diciamo che io la cosa principale è quella non mi voglio chiamare tanto il formatore, ma il fatto di trasmettere la mia esperienza, cioè condividere quello che io ho fatto in tantissimi anni da esploratore, raccontando quello che è bello e quello che in effetti è meno bello, quello che vivo e che ancora continuo a vivere per strada, quindi visitando i clienti, parlando con le nuove generazioni che vogliono intraprendere questo settore, oppure chi magari, tra virgolette, è stanco di quello che lui amava. Ok, quindi magari è una passione, io entro nel mondo della stampa, ho una passione che amo, e poi ti scontri con un mercato difficile, una realtà che è complicata, dove oggi tutto cambia in maniera troppo rapida e ti senti un po' inadeguato, no? Allora parlare con entrambi ti porta a capire, soprattutto essendo anche imprenditore, a capire cosa posso fare io per aiutare il mercato, il mio settore, i giovani o coloro che magari oggi si sentono esclusi da questa velocità che è troppo rapida. Sì. Quindi la formazione per me è questo, significa condividere le mie esperienze. Ovviamente chi nasce in Sardegna, e qui entriamo un po', chi nasce in Sardegna importante, sa che il lavoro te lo devi costruire, non puoi conoscere bene solo un settore, ma devi essere, tra virgolette, un po' un tutologo, no? Magari per costruire il tuo mercato, avere in effetti il fare fatturato, non potevo conoscere solo la serigrafia, solo la tipografia, dovevo conoscere il ricamo, dovevo conoscere la flessografia, dovevo conoscere tante arti grafiche. Perché sono chiamate arti grafiche tecnicamente, sì. Era un termine utilizzato un po' di anni fa. Sì. È diverso dal graphical design, o quando si parla di grafica si parla di creatività, ma c'è la creatività e poi la messa a terra di ciò che crei deve diventare un risultato tangibile. Sì, infatti. Una stampa, un ricamo, una serigrafia, un packaging, qualsiasi cosa. Packaging, che bello, sono tutti settori fantastici. Io li adoro. Sono tutti settori affascinanti. E tu li hai toccati tutti, porca miseria. Tutti. Poi la mia passione principale rimane sempre la serigrafia. Davvero? Sì, io amo troppo la serigrafia perché
perché continua a evolversi, a cambiare, ci sono gli effetti speciali, quindi dentro un inchiostro che sembra come si chiama? Un ketchup, un ci problema. butti dentro, che sembra un problema, invece in effetti esplode. E dove sta andando, giusto questo, facciamo una parentesi tecnica, perché tu ormai sei arrivato hai portato uno strumento, un'attrezzatura che ha tolto il telaio, perché è diventato, cioè non tolto il telaio, hai tolto, diciamo, la parte diciamo che la parte analogica, no? La parte analogica, quindi lunga, sporca, incerta, che ho fatto per tanti anni. Per fortuna i giapponesi si sono inventati in effetti una macchina che dal file al telaio in 2 minuti, eliminando tutto quello che è la parte sporca, quindi l'acqua, i chimici, i solventi, la chimica in generale, quindi questa è stata una grande rivoluzione. E c'è una nuova rivoluzione dopo questa? Oppure... Ma per adesso no, questa è l'ultima che ha cambiato il modo di fare serigrafia. Continua a essere la serigrafia una soluzione per i grandi numeri, ovviamente, rispetto a tecniche tipo DTS o Ma DTS. sì, il DTF. Allora, diciamo che la serigrafia è sempre la più forte, è sempre la più forte. Poi esistono ovviamente delle esigenze di mercato, delle piccole quantità e tanti colori, parliamoci chiaro. Questo è DTS. Allora, la DTF serigrafia o DTS? DTF, Direct to Film, quindi la DTF. stampa, sì. È una tecnologia nuova. La tecnologia, diciamo che rispetto... è più che tecnologia, perché poi è sempre un inkjet, esatto. Invece di stampare sulla carta, stampa sul film, perché c'è la colla in più, deposita l'inchiostro, diciamo, e trasferisce a caldo. Quindi diciamo che è un adesivo applicato su un portotessile. Aiuta tantissimo la serigrafia, quindi benvenuto DTF, ovviamente non per tutto, però in alcune circostanze sicuramente molto molto utile. Ecco, nella mia ricerca di mercato e sviluppo ovviamente del sistema è quello di combinare le diverse tecnologie sfruttando il meglio di ciascuna. Quindi abbiamo fatto dei sistemi nuovi, dei sistemi che li combinano per dare dei risultati veramente unici. E questo ci porta ovviamente a essere riconosciuti sia a livello nazionale, ma soprattutto anche a livello mondiale. Abbiamo fatto noi dei sistemi unici, siamo riconosciuti come a Milano come Atelier della Stampa, come eccellenza nella formazione, quindi che bella soddisfazione, sì, con i milanesi famosi perché sono loro i tutologi, gli onniscienti, imprenditori con la I maiuscola, e noi poverini sempre lì a dire siamo sardi, e quindi abbiamo molta più. Perché tu mi dici sempre una cosa, quando ci incontriamo io mi accorgo, la tua sardità la tiri fuori sempre, è vero? Sì, perché secondo me veramente chi nasce in Sardegna c'ha un handicap di base. Ecco, c'ha un handicap di base che come dicevo prima, che è quello di dover veramente adattarsi, adeguarsi ai cambiamenti veloci, emergere, e quindi ci dà un valore aggiunto molto alto, perché questo l'ho scoperto quando proprio ho superato il mare, no? Feci la prima fiera. Quando è stato? Nel 2004. Davvero? Così tanto? Io pensavo molto prima. No, io prima andavo nelle fiere. Le fiere come espositore. Come espositore nel 2004. Questo è importante, non come visitatore, che le fiere noi siamo visitate da sempre. Sempre. Perdonami, io quando parliamo del passato, io non ce l'ho con i giovani assolutamente, no, perché c'è un contenzioso con i ragazzi, no? Mi è capitato di intervistare diversi ragazzi, ho intervistato mie figlie e c'è sempre questo problema del lavoro, ma io ho spiegato sempre una cosa, ho detto non la fortuna, le opportunità che per fortuna avete oggi rispetto alle nostre, e non è un nonno che parla al nipote, è un padre che parla a un figlio o a un coetaneo dei propri figli, è che noi ai nostri tempi, quando si dice così,
Per avere informazioni sulle cose, sulle tecnologie, sulle opportunità, si doveva prendere la nave e andare a fare le fiere e raccogliere i Deplian. Non esisteva un internet che clicchi un pulsante e ce l'hai subito. E tu l'hai vissuto come me. Io ho vissuto tutti questi, ovviamente, questi step, li ho fatti tutti. Ma sono stati velocissimi, come hai detto prima. Questi step dovevano essere diluiti in 30 anni, 40 anni, 50 anni, non in 10 anni. Più o meno. Ma diciamo che come noi possiamo fare un confronto tra quello che era e quello che è, no? Mentre loro questo non lo possono fare. E ovviamente per noi è più facile, quindi quello che noi diciamo ai giovani non è facilmente comprensibile. No. Allora il discorso è, molto spesso si parla, dobbiamo trovare un punto di incontro tra quelli della nostra età e magari il giovane. E in realtà, più che trovare un punto di incontro, bisogna seguire insieme trovare una direzione, perché sennò diventa non ci parliamo più, se non ci si parla, perché poi mi viene il nervoso e dico, cavolo, io vedo, quando vedo ragazzi, e lì ho capito tante cose, perché quando faccio le domande relative al fatto dove ti vedi fra 10 anni, quali sono le tue vocazioni, quali sono i tuoi obiettivi, è una tristezza forte che sento, cioè, perché non hanno indicazioni, non hanno direzione, hanno possibilità di fare tutto e non hanno idea di cosa fare. Sono sbandati. Da questo punto di vista mi fa un male pazzesco, perché noi ci arrangiavamo con un pezzo di legno, ci inventavamo un gioco, e questa cosa è fondamentale. Noi ci annoiavamo, e annoiarsi sviluppa la creatività. E questa cosa non è vero, è vero. Sì. E non voglio essere il nonno che parla col bambino di 5 anni e racconta tremando, guarda che ai miei tempi, no. Capito? Io dico sempre, comunque, se potessi scegliere, dove vorresti iniziare la tua carriera, dove vorresti nascere, nel 1968 o vorresti nascere nel 2010, nel 2020? Ma sinceramente vorrei nascere oggi. Vorrei nascere oggi perché al momento ho un confronto, proprio per quello che ti dicevo, vorrei nascere oggi perché le opportunità che ci sono oggi allora non c'erano. Quindi tu ne vedi opportunità? Io prima viaggiavo con la cartina, abbassavo il finestrino, scusi. No, scusi, dove cioè, potevo visitare. Era una tragedia. Però non era una tragedia quando ci si perdeva. No, perché per noi non esisteva perdersi. Bravo, perché avevamo gli strumenti per non perdersi. Infatti, per noi esisteva il fatto di chiedere qualcosa a qualcuno per arrivare alla tua meta, no? Poi il bellissimo nei paesi dove non conoscevano le vie, quindi dicevo, chi si cercandi? Bravo, non dove vuoi andare. Chi si cercandi? Quindi non dovevi parlare di vie, ma dovevi parlare di persone. Di persone. Poi in molti paesi c'era il soprannome. Quindi insomma abbiamo visto. Chinesi, questo figlio di ecco, bellissimo. Sono cose veramente fantastiche. E quindi perché vuoi nascere in questo periodo? Perché veramente io prima potevo fare magari 7 clienti al giorno, arrivavi magari in un paese, facevi 100 km, poi non c'era la persona che magari cercavi. E quindi c'era una perdita di tempo che era pazzesca. E ovviamente sì, l'attesa che aveva il cliente nei tuoi confronti era altissima, no? Tu arrivavi lì che dovevi portare le notizie, però non c'era quello che esiste oggi, il fatto di poter parlare con qualcuno e condividere con tanti quell'esperienza che stai facendo in quel momento, cioè far vivere ogni momento anche ad altre persone. E questo è secondo me qualcosa di veramente molto forte. Poi, per carità, il fatto di esagerare è un altro discorso, però la tecnologia che esiste oggi, il poter parlare con tante persone, poter mostrare veramente il risultato di qualcuno a tanti altri che magari non ci credono, dai delle opportunità. Dici, guarda, se facendo in questo modo, questo ha fatto in questo modo, ci è riuscito, ha avuto dei grandi benefici. Là puoi fare degli esempi veri, reali, concreti, che prima in realtà era impossibile. Tu sei un commerciale. Sì. Ok, sì. Però fai il commerciale in un modo atipico, per certi versi. Cioè, sei uno, molta gente nell'immaginario collettivo, il commerciale è un piazzista, no? È uno che va a proporre le cose e diciamo che il suo obiettivo è vendere.
Ma diciamo, nel tuo caso è vendere come obiettivo perché è dietro, però è una consulenza che tu fai. Ma infatti la differenza sta proprio questa, quello che hai detto tu, il piazzista è diverso dal consulente, dal commerciale vero. Il commerciale vero è quello che non pensa solo al momento, alla vendita di quel momento, ma pensa a quello che potrebbe a costruire un rapporto. A costruire un rapporto, quindi dice: non mi posso accontentare di 10 di oggi, questo cliente mi può dare 1000, quindi io devo costruire un rapporto importante, serio, perché il suo beneficio poi sarà il mio. E quindi diciamo che questo modo di vedere ha portato grandi benefici, perché in realtà per me i clienti oggi sono la mia cassaforte, la tua pensione, la mia pensione, il biglietto da visita, è tutto. E me ne sono accorto poi nel lavorare, perché quando magari andavo in banca e volevo intraprendere un nuovo progetto, mi chiedevano chi sono i tuoi clienti, cioè non mi chiedevano quanto avevo, mi chiedevano chi sono i tuoi clienti. Io dicevo: ma cavolo, con chi lavori? Quindi se servivo clienti importanti, capito? Le porte si aprivano, ero credibile. Ecco perché dico che il cliente, la scelta, scegliere i clienti è di una forza pazzesca. Ecco, per esempio, questo del commerciale è un argomento che a me preme tanto, perché io quando avevo la cooperativa abbiamo lavorato insieme per tanti anni, sì. E il mio ruolo era quello di, oltre che amministrarla, gestirla, coordinarla, era anche quella di portare lavori e quindi di vendere, e l'ho fatto per tantissimi anni. In un periodo avevo pensato: io ho bisogno di una mano, ho bisogno di aiuto, e quindi ho iniziato a fare colloqui, raccolta di curriculum, ridi. Allora, io ti parlo del 2010 più o meno, quel periodo lì, allora ho avuto una difficoltà enorme, tanto che non ho mai risolto il mio problema, sono rimasto sempre io e basta, da solo, a fare questo lavoro, che tra l'altro mi piace da morire, proprio lo adoro, e ho sempre cercato di capire il perché non esistesse non una scuola, perché non esiste la scuola, però un territorio fertile di soggetti che vedono nella vendita, nel rapporto commerciale, un'opportunità di lavoro. Sì. Non solo hanno paura, ma hanno proprio ribrezzo della professione, perché è una professione. Certo. Tu cos'hai? Io dico questo. Allora, l'errore più grosso che fa l'imprenditore in generale è di cercare una persona quando ne ha bisogno. Ah, bravo. Ok, quindi questa urgenza in tutti i casi, in tutti i settori. In tutti i settori così. Quindi tutto ciò che è urgente poi alla fine non ti fa evolvere la situazione in maniera corretta, profittevole per tutti, perché poi deve essere profittevole anche per, in effetti, chi trovi. Quindi il discorso è questa sensazione proprio di urgenza, non ti porta al dialogo, ti porta ovviamente al richiedere a quella persona un qualcosa che comunque ha bisogno di fare sua, deve impararla, devi viverla, ha bisogno di un po' di tempo, e noi molte volte, se è urgente, tempo non ne abbiamo. No. Allora non si segue. La divisione tra urgenza e importanza. Ecco, perfetto, sì. Allora, la cosa ciò che è urgente è un problema, ciò che è importante si lascia perdere, non si controlla. Sì, quindi chi ha esperienza, qui vede la persona che magari abbiamo deciso di assumere, vediamo, molte volte vogliamo che sia un po' il nostro riflesso, no? Cerchiamo una persona molto simile a noi, uguale a noi, ma in realtà non dobbiamo cercare una persona uguale a noi, dobbiamo sempre cercare quelle persone che sono diverse da noi, che però ci completino. E allora questi sono dei piccoli passaggi che in effetti noi come Atelier della Stampa io vivo molto spesso, soprattutto quando mi mandano delle persone da introdurre all'interno delle aziende. Io parlo prima con l'imprenditore e mi accorgo di queste grosse problematiche. Ma anche dal punto di vista commerciale? Sì, anche dal punto di vista commerciale, l'approccio verso il mercato, diciamo che ogni figura che deve lavorare nel commerciale comunque deve lavorare prima
internamente dell'azienda, deve conoscere su questo sono d'accordo, deve conoscere l'azienda, non può conoscere tutto, non può non conoscere le specifiche, i processi, i prodotti. Perfetto. Il commerciale non è più colui che ha una valigetta e deve andare a bussare a casa degli altri con la speranza di farsi ascoltare. Oggi il commerciale è diverso e il commerciale deve essere più un consulente, torniamo come dicevo prima. Torniamo al discorso consulenza, che è fondamentale. Quindi ecco qual è il discorso. Il discorso è poi la persona che sto introducendo come commerciale. Qual è il lavoro che deve fare? Qual è il target al quale si deve approcciare? Quali sono gli strumenti che io gli sto dando perché lui abbia successo? È un cane sciolto o io organizzo per lui un percorso? Cioè viene aspettato perché ho fissato un appuntamento, ha già un'idea di cosa deve andare a proporre, oppure è tutto fatto così, tutto improvvisato? Ok, questa è la formazione. A me ti parlo proprio della vocazione, cioè del problema di trovare che quando parli di vendere subito si spaventano tutti e si tirano indietro, come se fosse una cosa brutta. Ecco, perfetto, l'approccio è quando io gli parlo di vendere, per esempio già un approccio sbagliato, lui non deve vendere, sono gli altri che devono acquistare, anche perché oggi il mondo è cambiato. La gente non gli piace che si venda qualcosa, deve essere lui a scegliere. Ecco perché dicevo l'opportunità vorrei nascere oggi, perché l'opportunità che ci sono oggi è quello di social. Sì, i social sono uno strumento fantastico, che non è appunto di vendere, ma è quello di mostrare quello che tu fai. Bello, in effetti, sì, come approccio è corretto. Infatti funziona tutto così, funziona che tu vedi, poi vedi l'utilizzo. Buongiorno, paletta verde, mica paletta verde, bellissimo. E quello mi ha superata la grande. Poi c'è un altro semaforo rosso, bellissimo. È un periodo magico questo per le nostre coste e le strade. Sono tutte trafitte dal Tyrrhenian Link. Meraviglia. Vabbè. Quindi il commerciale... Sì, il fatto che non deve guardare qualcosa come mi piace, lo voglio anch'io, funziona, lo può essere utile anche a me. Questo è un po' un approccio differente che ai nostri tempi non c'era. No, è cambiato, per quello dicevo, è cambiato tantissimo, cambierà ancora. Ecco, oggi un po' il mercato è come vivere in una giungla, no? Quindi non vince più quello che ha i soldi come abbiamo vissuto noi nel nostro periodo. Oggi vince chi si sa adeguare ai cambiamenti, chi veramente pioggia o sole o neve o situazioni che cambiano, comunque tu ti sai difendere, ti sai arrangiare, e questa è la forza. Quindi il discorso è che il commerciale è una figura strategica veramente molto importante delle aziende. Sì, lo sottovalutano tutti. Lo sottovalutano tutti, ma perché si dice non si trovano più i venditori di una volta. Ma non devi cercare quello che c'era una volta, i tempi sono cambiati. Quindi se continui a cercare quella figura che tu sei stato e conosciuto magari 20 anni fa, stai partendo già col piede sbagliato. Deve essere una figura che magari ha un'esperienza, perché l'esperienza è importante, però con un approccio moderno, attuale. Cioè oggi un commerciale che non approccia l'online con l'offline, quindi che trova quella situazione per unire questi due, questa multicanalità che ormai è imprescindibile, ci deve essere, è già l'approccio sbagliato. Ascolta, ma tu mi hai detto che ti piacerebbe vivere in questo periodo. Sì. Io adesso ho in mente il mio di periodo, non te lo dico, però questo periodo tuo, tu lo vedi ancora ricco di opportunità? Sì, ci sono veramente tantissime opportunità, tantissime. Io vedo, il problema è che ci sono tantissime opportunità e pochi che le sanno cogliere, molto pochi che le sanno cogliere, e questo è un po' la mia situazione. Dimmene qualcuna che non sia del tuo lavoro. Che non sia del mio lavoro? Sì, voglio vedere cosa vedi. Ma guarda, che non sia del mio lavoro è proprio quello che dicevi tu, no? È la figura che è più orientata verso il problema, l'ascolto, la condivisione. Mentre ancora molti parlano di avere il segreto nel cassetto, no? Aspettano il momento giusto per aprirlo e togliere quel segreto che gli cambierà la vita. E in realtà, quando io ragionavo allo stesso modo,
quel sogno, quel segreto rimaneva sempre lì nel cassetto, e quando lo portavo fuori era già vecchio, sì. Oppure non era adeguato a una visione comune con altri, cioè quello che era un mio ego magari, ma in realtà sul mercato quello non serviva. Quando invece ho cominciato a condividere, la mia idea, che era bellissima, cominciava a mutare, a cambiare, a trasformarsi ed essere sempre più forte. Quindi ascoltavo punti di vista differenti, e quei punti di vista differenti mi aiutavano a trasformarla, a diventarla vera, reale. Da quell'idea ne nascevano altri 10. Quindi il fatto di poter parlare con altre persone ti fa crescere in maniera molto più rapida. Invece oggi l'imprenditore è un solitario, capito? È solo. Il fatto di non poter condividere con altri perché hai sempre paura che ti rubino l'idea. Questo è molto sardo, eh? Ecco, questo, capito? È questo. Quindi il discorso è quello di poter fare qualcosa non più da solo ma con altri. Cioè, se io oggi volessi aprire una qualunque attività, non l'aprirei mai da solo. Perché oggi si lavora in team. Quindi qual è quello che io voglio fare per il mio business? Questo. Però per fare il mio business non servono solo le mie capacità, serve l'online, serve l'offline, serve un commerciale, serve un amministratore, serve uno che possa seguire, quindi servono più figure diverse che vanno a completare, quindi si lavora in team, si lavora in squadra. Non si può più mettere il cartello torno subito, no? Nella vetrina. Bellissimo. Oggi devi essere sempre presente, devi essere velocissimo nella risposta, e da solo è impossibile. Quindi non si può. Qualsiasi settore deve seguire questo schema. Sì. Sono Scegli i tuoi collaboratori, è importante. Scegli le sue competenze. Quindi la prima cosa è conoscere se stessi, cioè quali sono i miei grandi vantaggi, qual è il mio talento e quali sono i miei limiti. E come dicevo, quando ti ho fatto la domanda quale sarebbe, perché a me fa pensare che questo periodo è molto pieno di attività di tutti i generi, sì. Rispetto, io ti dico, gli anni 50. Gli anni 50 sono per me il mondo in cui avrei voluto vivere, ma pensando che allora qualsiasi cosa tu immaginavi poteva diventare veramente un business con scioltezza, anche con meno stress di oggi, perché non c'era nulla, c'era una rinascita mondiale dopo guerra, e c'era una felicità, una voglia di ripresa pazzesca. Anni 50 in America, non in Italia. Infatti. L'Italia non mi è mai tanto piaciuta per come si è sviluppata l'economia e soprattutto la politica, vabbè. Però dicevo, in quel periodo è un periodo un po' magico. Lo vedi, questo è il fatto proprio della mentalità che ormai è cambiata. Oggi, prima l'opportunità significava essere soli, invece adesso l'opportunità è essere tanti. Questo, tra virgolette, purtroppo ce l'hanno insegnato anche i cinesi. Cioè, la nostra vecchia 131. Ti conosci bene i cinesi? Sì, perché io guardo ogni studio, cioè perlomeno osservo le culture, come lavorano, come vivono e come sono, ovviamente, come vedono il mondo con occhi differenti. Con occhi a mandorla. Con occhi a mandorla. Dicevi la 131, sono curioso. La vecchia 131, ad esempio, che era morta, grazie a loro in effetti è rifiorita, no? Cosa hanno fatto? Cosa fanno di differente? I cinesi? Sì. La 131? Sì, la vecchia 131, no? Quella che porta alla Corte del Sole. I cinesi imprenditoriali di qua. Io pensavo ai cinesi che conosci tu per lavoro. No. Ok, loro l'hanno rivitalizzata. Ecco, cosa è successo? Che noi, come dicevi tu, nel 50 le opportunità sembravano maggiori. In realtà era sempre l'imprenditore solitario che cercava il business diverso da tutti gli altri. Sì. Invece i cinesi ci hanno dimostrato che in realtà il concorrente lo devi avere vicino e devi cercare di superarlo. Questa sfida continua ti permette di crescere e non ti fa avere paura. Quindi il primo cinese che ha aperto, poi ne ha aperto subito un altro, poi ne ha aperto un altro ancora, tutti vicino. Dice, ma perché devo andare lontano? Non so, sempre chiesto. E quindi il discorso è proprio quello, il modo di pensare. Ti ho detto, perché il cliente che viene a comprare magari viene da me, va da lui e io devo essere più bravo, va dall'altro ancora e io devo vincere. Quindi non si ha paura del concorrente, si accetta la sfida e si cerca di superarlo. Quindi questo ti fa salire, ti fa crescere, ti fa migliorare.
Invece l'italiano è sempre stato, come dicevo, quello voleva essere il lupo solitario che si apriva la sua attività, speriamo non apra nessun'altra pizzeria a fianco. Poi il danno maggiore, se quella pizzeria che apriva, magari si comprava il Mercedes, ma allora ti sei rovinato la vita, perché 100 pizzerie intorno a te perché ti sei comprato il Mercedes, vedono il business tutto in una pizzeria, e quindi quindi la cosa principale qual è? È che veramente si continua a crescere, si migliora solo se hai un competitor valido, se no ti siedi. Mi è capitato proprio da poco a Milano una grossa azienda, una grandissima azienda che mi ha chiamato per una consulenza, e quindi vado, la visito, dice: allora Fabrizio, abbiamo sentito parlare di te, ti spiego la nostra situazione. Noi abbiamo un brevetto mondiale, questi producono termometri per frigoriferi che stampano in serigrafia. Io neanche sapevo esistessero i termometri dentro il frigorifero. Sì, io li ho conosciuti per caso, per lavoro. Sono il controllo di temperatura interno, ecco, per bravo, HCCP. sì. Ecco, io non lo sapevi? Non lo sapevo neanche, questo sì. Sì. Ho detto, quindi qual è il nostro grosso problema? In effetti questo brevetto mondiale ci ha fatto sedere. Chi voleva questo ci doveva chiamare, quindi ne sono nati una marea di poi sono arrivati i cinesi. Di brutto. Dice, adesso il mondo è cambiato e noi ci troviamo in difficoltà. Il personale è vecchio, sa fare solo quello. Noi in effetti come azienda ti dico la verità, ci siamo seduti, e oggi però perdiamo quota, e quindi abbiamo bisogno della tua consulenza. Capito quindi cosa significa invece avere dei competitor dove tu ogni giorno devi cercare di migliorare ciò che fai? Questo, i cinesi hanno questo che noi parlami del rapporto, di come hai conosciuto i cinesi nel tuo lavoro, di cosa hai visto, dato che sei un osservatore attento. Che tipo di... Ma il primo cinese l'ho conosciuto andando a mangiare nel loro ristorante. No, vabbè, il ristorante cinese. No, lasciamo, i ristoranti cinesi sono comunque un esempio. Ecco, però ti dicevo questo, che il primo ristorante dove sono andato a mangiare, il ristorante cinese a Cagliari, mi sembra fosse in via Cimarosa. Via Dante, quella via Cimarosa, era proprio Cimarosa, un bucchetto, quindi da studente, costava pochissimo. Sì. Ecco, però quell'imprenditore che mi dava da mangiare quando andavo con gli amici che dovevamo spendere poco, oggi è un impero. Questo ecco, è un esempio classico che il fatto di voler, ha iniziato con la cucina, conoscere i gusti delle persone, il modo di relazionarci, cioè noi in realtà siamo sempre noi, però cambiamo in base alla situazione dove siamo, con chi ci relazioniamo. Quindi io quando andavo al ristorante cinese, in realtà sapevo di spendere poco, il mio atteggiamento era quello di superiorità magari, non poi è sempre stato quello che volevo, prima di andare via volevo gratis l'amaro, il dolcetto. E magari tiravo anche il prezzo, no? Fogliettino. E magari tiravo anche il prezzo. Poi magari io, sempre la mia stessa persona, andava a un ristorante importante a Cagliari, stava zitto, mi arrivava il vino, lo giravo, guardavo se c'era in effetti il finto sommelier, eppure di vino non ne capisco nulla, adoro ma non ne capisco niente, e quindi io cambiavo in base all'azienda, cioè al posto in cui mi trovassi, no? Posare nel modo di sedersi, appoggiare le posate, cambi l'atteggiamento. Quindi il discorso proprio da lì ho capito questo, che il cinese in realtà è sembrato sempre molto umile, però ti osservava e cresceva, si adeguava ai tuoi gusti, per poi portarti a quello che era il suo obiettivo, il suo mondo. E la stessa cosa funziona, dico oggi funziona così. Quindi il discorso qual è? È quello di sei sempre tu, sei sempre te stesso, ma se gli altri si comportano con te in un certo modo, ti chiedono sempre sconti, vogliono essere loro a comandare, la colpa non è la loro, la colpa è la tua. Dice, vuol dire che mi vedono come colui al quale possono chiedere sconti, come facevo io col cinese, no? Che chiedevo sconti, mi sedevo in un certo modo, a casa loro mi comportavo in maniera tra virgolette un po' scorretta. Ma la forza dei cinesi che conosci per lavoro adesso, sì,
qual è secondo te? Perché sono una potenza pazzesca, lo stanno dimostrando nell'auto, lo stanno dimostrando nelle tecnologie green, in tutto. Cioè, quando ho visto un documentario su Shenzhen, che Guangzhou, Shenzhen, diciamo che loro... Sei stato lì? Sì, io sono andato anche in Cina, o Pechino, ho fatto Shanghai. Diciamo che la Cina è ovviamente è una potenza, una grande potenza. Il cinese, come ti dicevo, ha questo di buono, il fatto di non farsi scivolare le cose addosso, oppure lo fa credere, ma in realtà analizza e valuta tutto, e ogni passo che fa lo fa per migliorare, e si confrontano sempre con i loro competitor, cioè con i cinesi. Sono corretti nei rapporti economici? Cioè, nei rapporti sono di parola, oppure tendono a essere furbetti? No, allora il discorso è questo, nel rapporto commerciale loro vedono come dicevo prima, la loro base è questa: se io do una macchina a te, il cinese vende una macchina a te, vende una macchina a me, non esiste di darti un'esclusiva, esiste che a te la dà rossa, a me la dà verde. Ok, quindi non è un brand che dà solo a un distributore, come magari... Non ti dà l'esclusiva? Non ti dà l'esclusiva, ti dà l'esclusiva magari di quel colore. Poi dice, poi adesso competi, sei bravo a vendere. perché dice, io lo faccio, io competo con gli altri, quindi tu devi essere bravo. E poi ovviamente sarà il mercato a scegliere il verde, o scegliere il blu, o scegliere il rosso. Vediamo tu quello che sai fare. Poi ovviamente se tu sei il rosso e vendi molto più del blu, ci devi mettere qualcosa tu dentro. Sì. Lui ti dà un qualcosa, poi devi essere bravo tu. Quindi dice, non devo essere solo bravo io a fare e tu a vivere di luce riflessa per quello che ho fatto io. No, dimostrami che sai fare anche tu. E quindi il cinese ha questo modo di ragionare. Altre, ad esempio, io seguo molto la cultura giapponese, che sono completamente diverse. E con i giapponesi lavori con Roland? Io lavoro con la macchina, la Gogo Pro, la macchina, diciamo, prima per fare i telaster grafici in digitale. È giapponese? Ah, è giapponese! Sì, e con i cinesi cosa fai? Io con i cinesi ogni tanto lavoro, scelgo una macchina che magari voglio testare, preso un po' dal prezzo, perché tutti ogni tanto ci caschiamo, quindi scendendo un po' dal prezzo, valuti, in effetti io lo considero un po' sempre il semilavorato, no? A meno che non trovi l'azienda già importante, quindi il cinese va preso come semilavorato, cioè tu prendi la macchina, valuti le caratteristiche e poi dici, la posso migliorare in questo modo. Poi vedi, per migliorare in questo modo dici, mi costa troppo, lo dico a loro, dico, la prossima macchina fammela in questo modo, e quindi loro continuano a crescere. E torniamo sempre al discorso che poi la macchina che io gli ho fatto migliorare non la danno più sempre solo a me danno il mio colore. E questa cosa non ti disturba? Ma diciamo che ti abitui, ti adegui e ti fa, come diciamo prima, non ti fa sedere, ti fa continuare a correre. Quindi oggi l'imprenditore non arriva mai. C'è sempre è la storia del leone e della gazzella, ecco, bravo, che devi svegliarti la mattina e incominciare a che pizza. Sì, funziona così. È divertente, è piacevole questo. Diciamo che è legato un po' sempre anche all'età, ecco. D'altra domanda, cioè sei alle soglie dei 60. Sì. Io ne so qualcosa, ho un paio di anni in più. Come ti vedi? Tra 10 anni? Stai ancora lavorando? O sei in pensione? Ma diciamo che già da 10 anni che ho cambiato il mio modo di lavorare, no? Io quindi... Ti vedo più rilassato. Molto più rilassato. Molto meno frenetico. Sì, quindi come dicevo ho scelto collaboratori molto validi, tu qualcuno lo conosci, quindi ho scelto collaboratori molto validi, ho delegato tantissimo. Ecco, c'è più team, quello che dicevo prima. Diciamo, quello che io consiglio è perché lo vivo in prima persona e veramente lo faccio, vedo i frutti. E questo diventa importante, quindi non uno che consiglia per sentito dire, ma perché proprio lo vive. E quindi tra 10 anni sicuramente non smetterò mai di lavorare, continuerò a divertirmi. Come tuo padre, che fino a... appunto. Quanti anni ha tuo babbo? 84. Ma viene ancora in azienda? Sì, lui apre e chiude. Lui apre?
Aiuto. Io l'ho conosciuto, suo padre è un personaggio. Ho paura di lui perché faceva pugilato e quindi non gli devo dire nulla. Lo vedi? Mi zacca un cartone. Sì. Pazzesco. No, quindi sicuramente starò ancora 13 anni, spero, quindi a me la salute, infatti quello che chiedo sempre è la salute. Quello è per il resto so che ho uno spirito sempre da bambino che non mi abbandona, quindi devo vivere a Luna Park. No, le montagne russe, bellissimo, fantastico. Ma anche l'autoscontro è carino, no? Ma io dico anche sparare, buttare giù i barattoli con le palle, cioè pescare il pesciolino, secondo me è quello quello è il lavoro. Lavoro. Ci sono vari, come si chiamano, stand, no? Come padiglioni. Sì. A seconda di quello che scegli devi fare qualcosa. Si dice, ma oggi vado a pescare il pesciolino, non ce l'ho fatta. Quindi diciamo che la cosa bella è quella. Siamo arrivati quasi a un'ora, ti devo bloccare perché c'è una domanda che faccio. Vai. Allora, questo progetto si chiama A Come. Come? A come. Io a ogni ospite che faccio una domanda alla fine dell'ora circa di registrazione, in base alle cose che ci siamo detti, in base al tuo vissuto, al tuo essere, a tutto quello che vuoi. Oggi, se ti faccio la domanda per tirare fuori una parola che inizia per A come, attento che ce ne sono 38 già fatte e io qui c'ho l'elenco, quindi non devi dirmi una parola che hanno già detto gli altri. No, aspetta, rifammi allora, A come? Io ti faccio una domanda, ovvero pensa a una parola con la A che possa rappresentare o questa chiacchierata o che ti rappresenti o che qualsiasi tua fantasia, che diventerà il titolo di questo episodio. Perfetto. Quindi A come? Ce l'hai in mente? Sì, ma diciamo attento che ce ne sono tantissime. 38. Non deve essere uguale agli altri. Ma diciamo A come cavolo. Non ti sei preparato, non gliel'ho detto in anticipo apposta. Ma diciamo A come questa pausa è un po' lunga. Cavolo, non importa, fa parte del perché in realtà ci sono delle cose che una parola ovviamente può essere interpretata, no? E come ti dico, attesa. Bella. Ok? Attesa significa fermarti, invece per me attesa significa che non avere fretta. Sai cosa dicevano i romani? Festina lente. Festina lente. Sai cosa vuol dire? No. Affrettati adagio. Ecco, bravo. E questa è l'attesa. Ecco, per cui dicevo, a me viene subito. No, non c'è attesa. Ce l'hai? No, non ce l'ho. Ecco, me lo ricordavo che non c'era. Figo. Perché attesa? Quindi continua. Ecco, perché attesa è perché dice non avere fretta. Ti sei messo un obiettivo. Il gradino, cioè per salire la scala, un gradino e l'altro gradino non devono essere troppo distanti, deve fare tanti piccoli gradini dove non sentirai il peso della salita e arrivi più facilmente, non ti stancherai. Quindi l'attesa è quella di vivere ogni situazione come ho fatto qualcosa di giusto per andare in quella direzione. I piccoli passi che portano a lungo percorso. A un lungo percorso. E quindi per me, per esempio, è una situazione che i giovani, parlando dei giovani, oggi non esiste più. Oggi vogliono tutto subito e in maniera immediata. E invece, diciamo, trasferire la cultura del tranquillo, perché le cose fatte bene hanno bisogno di tempo, hanno bisogno veramente di maturare, poi si trasformano e devi essere pronto per il confronto. Ecco, capito? Quello del confronto per me, in questa intervista, come vedi, appare tantissime volte, perché veramente la crescita di ciascuno di noi è fatta dal confronto. La mentalità di essere unici, la mentalità di fare qualcosa che nessuno fa, ti porta magari un'emozione iniziale forte, ma può portarti il fatto magari di non riuscirci, ti può portare veramente a una, non dico depressione che sarebbe, però a uno sconforto molto forte che ti spegne quel fuoco che invece lo dovevi
coltivare. Capito? Un legnetto per volta, per tenerlo sempre acceso. Ecco perché dico la attesa per me, A come attesa funziona, sì. Bello. Adesso ti dico quando ci siamo conosciuti, perché non te lo sei ancora ricordato. O te lo sei ricordato? No, lo sai che... Non ti viene? No. Era il 1994. Sì. Con la prima società che avevo costituito con i miei 2 ex soci, Sì. avevamo comprato una stampante A3 a getto di inchiostro che costava un botto, tipo 50 milioni di lire. Non te la ricordi? E io avevo un problema di calibratura. Colore. E quindi non so come chiamai Marche Screen Typographic e venni tu con tuo padre. Tu eri piccolino, tuo padre venne con un... Quindi eravamo nella fase dell'affiancamento. Sì, era come affiancamento. E venne con uno spettrofotometro. Sì. Perché lui aveva calibrare adesso ho capito perché ce l'aveva, carrozzeria. Ecco, infatti, è vero, perché lui adesso ho capito per il colore. Ma non è cavammo piedi lo stesso. Sai cosa mi ricordo proprio questa fase dell'affiancamento? Sì. È quello che dicevo prima, il fatto che quando io andavo con mio padre nell'affiancamento che dovevo imparare da lui, il cliente, in realtà essendo io molto giovane, avevo 20 anni, non si rivolgeva mai a me. Guarda che, ecco, dico, perché siccome ho vissuto tutte queste situazioni, magari anche nella mia domanda, la risposta la dava a mio padre. Perché ovviamente lui era un uomo d'esperienza, era veramente il fatto di quello che succede anche oggi, cioè l'affiancamento del commerciale, dicevi tu prima, non va fatto insieme a un altro buon commerciale, cioè dice vieni con me che impari cosa bisogna fare. Ok, invece cos'è la cosa giusta? La cosa giusta è quello di dare degli appuntamenti, lanciarlo da solo sul mercato, raccogliere quello che si è fatto, e l'affiancamento si fa dopo aver vissuto lui delle prime esperienze. Quindi il primo step non è andare con chi ha esperienza, ma farlo dopo, perché puoi mettere a confronto quello che tu hai vissuto da solo con quello che vivi invece con uno che già ha una gran bella esperienza. Ok. Quindi sono degli step che noi come atelier, perché facciamo anche dei corsi ovviamente di introduzione sul mercato, di come costruire magari una rete commerciale. Anche quello è importante, perché uno non basta. Sono due cose belle e importanti, sicuramente molto importanti, perché oggi la formazione, mentre prima potevamo sprecare tempo per imparare qualcosa, oggi invece bisogna essere veloci, bisogna correre, quindi la formazione ti dà ovviamente quel valore di immediatezza che ti serve subito sul mercato. Subito. E quindi abbiamo finito. Attesa. Grazie Fabrizio. Ciao, grazie a te, grazie Francesco. Piacevolissimo. Anche curioso, finalmente ho scoperto qualcosa di più di lui che non fosse relativo solo al lavoro, ma anche alla persona. Campione di dama. Cioè, questa Bene, io ho ancora tutti i giornali conservati, dove si parla Fabrizio giochi a Selis. Davvero? Io sì, ancora gioco così, magari a Natale con parenti e amici. Quindi c'è questa sfida di volermi sempre battere. E tu vinci sempre? Sì. Porca miseria. Però ovviamente non sono, se dovessi fare un torneo sarei un perdere di sicuro. Ci vuole allenamento, ci vuole diciamo sempre, l'allenamento serve sempre. Però so giocare a dama, sicuramente so giocare a dama. Va bene, un giorno proviamo. Grandissimo. Ciao a tutti. Grazie.